A raccontarvi il quotidiano, a raccontarvi la storia della Casa della Fraterna Solidarietà con un cicerone di eccezione, si chiama Aldo Meloni e ci racconterà e ci accompagnerà in quello che è la sua mission, la sua, non sappiamo più come definirla perché tanti nomi. Il suo unico motivo di gioia, il suo grande motivo di gioia, perché fare un po' di bene fa meglio a chi lo fa che a chi lo riceve, e quindi è anche un grandissimo antidepressivo fare un po' di bene. Adesso entriamo nella saletta dove vengono preparati i sacchetti col cibo, dai 300 ai 500 sacchetti al giorno, quindi significa esattamente 150.000 sacchetti all'anno. Sembrano pochi, una piramide di sacchetti di cibo. Certo, vorremmo metterci molto di più, se come dice il Papa, laddove non si dovrebbe verificare lo spreco purtroppo si verifica tutt'oggi. E Papa Francesco dice: sprecare il cibo è come rubarlo alla mensa dei poveri. Ma quanti ladri ci sono in giro allora? Ma speriamo bene che il cielo tocchi l'animo a chi getta via la roba e non la dà alle associazioni che possono darla ai poveri. È il turno di oggi questo, noi abbiamo 3 turni con 3 capoturno, apriamo tutti i giorni dal lunedì al sabato, anche durante le vacanze di agosto, quando tutti vanno a farsi il bagnetto nell'acqua di mare. Perché? Perché la fame non va in ferie, semplice, e la gente, anche se poco, ha bisogno di mangiare tutti i giorni. Noi ce ne siamo resi conto e stiamo cercando di fare quello che il cuore ci ha suggerito 8 anni fa di fare. Abbiamo delle persone splendide come i 2 panificatori Cesaraccio, Ballarini, anche i Calvi e qualcun altro che il pane ci consentono di prenderlo tranquillamente ogni mattina. Qualche volta c'è anche il pane del giorno prima, che non fa male a nessuno, basta scaldarlo, ma nel 99% dei giorni, delle volte, il pane è fresco, bello, caldo. E fra l'altro abbiamo anche la fortuna di poter distribuire paste. Le paste da appena del giorno prima, che sono buonissime, splendide e squisite. Aldo, noi adesso siamo in giro per quella che è la tua struttura, stiamo vedendo insomma che c'è un po' di tutto, dal vestiario alle calzature. La richiesta è varia, no? A tutto tondo, perché come dici tu la fame non va in ferie, però anche le necessità e anche, come possiamo definirla, quella che si evince dalla fila là fuori, no? C'è tanta dignità. Sì, assolutamente c'è tanta dignità. Tu hai detto bene, noi non pensiamo soltanto, noi evangelicamente, è detto da un laico, è un'affermazione sicuramente, ma un laico credente sia chiaro, noi diamo da mangiare agli affamati, come dice il Vangelo, vestiamo in modo egregio gli ignudi, perché l'anno scorso abbiamo distribuito più di 100.000 capi di abbigliamento. Credo che forse qualche grossa azienda locale si sognerebbe così la possibilità di arrivare a questi livelli, comprese le scarpe naturalmente, e anche lenzuola, guancia, di tutto e di più quello che riguarda la casa. Poi curiamo in qualche misura i malati. Ebbene, abbiamo seguito perfettamente il Vangelo. Come li curiamo? Li curiamo ad esempio con le ecografie. Abbiamo un certo dottor Marcello Carboni che quando le persone ci chiedono, chiamando il nostro centralino, il martedì dalle 4 alle 5, quando nel giro di una settimana fa le ecografie gratis. Di norma al CUP ci vogliono 7 mesi, in 7 giorni Marcello riesce a risolvere il problema. Poi avevamo scoperto che sì, è vero che la gente ha fame, ma molta gente non ha manco i denti per masticare quel poco cibo. E allora un paio d'anni fa, 2 anni e mezzo, abbiamo così avuto la fortuna di incontrare un personaggio straordinario, secondo me un po' pazzo, ma lo dico affettuosamente, che si chiama Gavino Dettori, che fa l'odontotecnico. A lui si sono aggiunti un paio di dentisti. In questo momento ne abbiamo 3 che sono dei ragazzi magnifici. Più tardi saranno qua per impiantare la 500esima e la 501esima dentiera. Ecco oggi perché siamo qua.
Ecco, adesso andiamo nel nostro ambulatorio dentistico, che come vedete, ma solo per le dentiere, attenzione, cioè noi facciamo quello che non fa l'ASL. L'ASL non fa le dentiere, noi le facciamo. Eccolo qua, il Gavino Dettori di cui si parlava. Eccolo qua, con un po' della sua clientela gratuita. Adesso arrivano i dentisti, che sono Gavino, sono Bonelli e Usai. La ragazza sta venendo, sì, perché non può venire oggi, ma abbiamo anche la dottoressa Pin, 3 giovani. Allora, ti hanno definito quasi un eroe, no? Però un po' pazzo, no? Io dico eroe perché poi alla fine mi sembra troppo esagerato. Aspetta che adesso ti passeremo il microfono. Ci sono cose che si fanno e non si dicono, si fanno probabilmente con il cuore, con la voglia di aiutare gli altri, e questa è una delle cose che probabilmente muove tutte quelle che sono le tue faccende, perché questo è reale, cioè parliamo anche un pochino di numeri, 500 e 501esima dentiera. Con oggi 501. Hai detto bene, è proprio il cuore quello che mi muove a fare le protesi, perché diversamente se dovessi far lavorare la mente guai, è proprio il mio cuore quello che mi aiuta, che aiutano le mie mani a costruire le protesi, perché per il resto non avrei altro da... Potrei soggiungere io una cosa, purtroppo io ho la mentalità ancora da bancario, anche se sono un vecchio ex bancario. Avete idea di quanto sia il controvalore di 500 dentiere? Bene, siamo tutti in piedi, ci dovremmo sedere. No, 1.250.000 euro, fatti così da 4 gatti di Vicolo Miracoli, né più e né meno. A riprova di che cosa? Non per dire che siamo speciali, no, che con un po' di cuore, un po' di cervello si possono fare tante cose, per le quali magari le istituzioni pubbliche, con la burocrazia, con tutte le complicazioni del caso, da sole non riescono ad arrivare a questi livelli, purtroppo per noi cittadini. Noi ringraziamo Aldo Meloni, intanto perché ci ha fatto da cicerone un pochino in questa realtà. Stiamo chiudendo questo piccolo spaccato, questo piccolo servizio, adesso andremo a visitare altre zone di questa casa, la casa della Fraterna Solidarietà, per darvi conto di quello che succede, no? In una città come la nostra, sonnacchiosa, magari che può sembrare così anche lontana dai problemi della gente, invece la risposta è quella che ci sta dando Aldo Meloni. Sì, dobbiamo andare. Dimmi tutto, cara. Ascolta, me la lasci finire questa cosa? O stai scappando? Il privilegio di avere qua la Presidente, alla quale dobbiamo grandi ringraziamenti, perché se siamo qua è grazie a lei. È grazie a lei. Qua abbiamo, è una piccola boutique, come ha detto poco fa, come ha detto la Presidente. Prego, accomodatevi a dare un'occhiata anche qua, fatelo così, lei gioisce, perché ne ha ben diritto di gioire, perché quanta robaccia abbiamo tolto fuori da qua, che non ne avete un'idea. Guardate qua. La cosa... Arrivano da negozi anche? Dunque, arrivano anche da negozi, perché sono riuscito a far capire che il vintage che hanno non lo devono lasciar tarlare. Certo. Se lo danno a noi che siamo una onlus, se lo scaricano. Sì, qualcuno l'ha capito, qualcuno non l'hanno capito in altri ambienti in cui così ancora il cibo, adesso un po' meno perché sono tutti in crisi, ma per anni è stato gettato via. Sì, preferiamo gettarlo. Sì, guarda, è una cosa che mi ha completamente trafitto il cuore. Accomodatevi qua, perché adesso vedrete una cosa straordinaria perché non ci sono altre parole. No, prima di vederle vi faccio vedere qua. Allora, voi dovete sapere, adesso ho qua la Nuova Sardegna, figuriamoci se sto zitto. Vedete questa roba qua? L'abbiamo sottratta alla distruzione all'Ecocentro, perché voi dovete sapere che in via Ariosto tutti noi cittadini, quando abbiamo delle cose che non ci servono più,
cioè non ci servono più queste belle cose che costano ancora 250 euro, le portiamo all'ecocentro, perché se lasciamo per strada veniamo beccati e ci viene una multa non so quante centinaia di euro. Allora questa roba immancabilmente all'ecocentro viene distrutta. Noi siamo entrati su internet, abbiamo detto non portate all'ecocentro, portate qua, perché c'è una richiesta enorme di queste cose. Come fanno quei disgraziati che avete visto che stanno ammassando là, che non hanno manco gli occhi per piangere più, a tirar fuori i soldi per i loro bambini, lettine? Noi parliamo sempre dell'estero, del terzo e del quarto mondo. Io dico va bene, parliamone, facciamo anche qualcosa, ma facciamo qualcosa anche per la nostra città, ce l'abbiamo in casa ormai il terzo mondo, ma ci vuole entrare in zucca, solo che parlare del terzo mondo di casa non dà status, non fa effetto. Io ormai sono esageratamente fuori di testa su queste cose. Anche una sorta di pudore eccessivo. No, la gente non ne ha più pudore. No, c'è l'ignavia nostra. Guardate il repartino scarpe. Anche se sono usate le abbiamo messe. Sono usate, quando vengono chieste ci deve essere tutta esattamente calzatura, numero, eccetera. Abbiamo 50 donne che sono magnifiche. Litigano fra di loro intanto in tanto, per carità, e poi se la prendono con me che sono il responsabile, però sono magnifiche. Adesso guardate questa meraviglia, guardi questa meraviglia. Tutti abiti nuovi, un amico di Olbia che ha chiuso l'attività me li ha regalati. Li ha regalati alla Casa della Fraternità Solidarietà perché vengono donati a queste nuove spose che non hanno la possibilità di comprare, ma sono tanti, ma guardi, sono arrivati da poco, siamo andati a prenderceli noi, guardate che meraviglia, dai, principesche sono queste vesti. Immagino una sorpresa perché quando uno viene e trova queste cose. No, poi le donne impazziscono, impazziscono. Sì, anche perché Guardi. ci sono delle cose sontuose. Guardate, però sontuosissime siete voi e qua sotto sei tu che hai messo in piedi tutta questa roba. Perché bisogna dirlo? Dice il presidente è uno dei tanti, uno che sta là e cerca di mettere assieme le cose. La saletta dei bimbi, no, a un nonno come me mi parli di non fargli vedere la saletta dei bimbi. Guardate il mondo bimbi. Guardate il mondo bimbi. No, siamo alla follia qua dentro. Siamo alla follia. Sì, ma non se ne guardate, devo dirvi la verità. Non se ne sono accorti molti in questa città. Tante cose. Quei pochi che se ne sono accorti è per merito vostro, della Nuova Sardegna. Punto. Non c'è altro da dire, perché voi ci siete stati sempre vicini, e io di questo vi sono estremamente grato, perché ci avete dato una grossa mano per poter andare avanti e per sensibilizzare qualche cuore. Abbiamo un po' di attrezzatura, della chicco, un po' di pannolini, un po' di qualche giochino, perché non è che... E di la verità che hai anche pannoloni, dai, ce li hai. Ma noi entriamo nel merito perché purtroppo, nel mondo bimbi, ma a una certa età si ritorna bimbi. Questo è un breve viaggio, no? Sarebbe tanto da dire e tanto da far vedere. Speriamo che con questo nostro piccolo speciale proviamo ad aprire, o meglio a sensibilizzare le coscienze. Non bisogna essere necessariamente dei mecenati, bisogna avere le idee, bisogna portarle avanti, bisogna credere in primis in quello che è il valore più importante, il valore dell'uomo. Questo lo dice un cronista, una persona che insomma è vicina alla gente. Vi posso dire che scientemente abbiamo scelto, per pudore, per rispetto, di non farvi vedere la fila delle persone che ogni giorno, grazie alla Casa della Fraterna Solidarietà, trovano semplicemente un sorriso. Aldo. Grazie, sì, questa è la conclusione. L'esortazione a chi deve e chi può, che entri in campo con più determinazione. Perché ad esempio l'ultima cosa che noi abbiamo dovuto fare, perché non potevamo chiudere gli occhi, è stato quello di entrare nel campo del pagamento delle bollette. Un'altra delle cose drammatiche sono gli stacchi dell'acqua, gli stacchi della luce, la mancanza di una bombola e la mancanza di medicine e fascia C in famiglie povere dove ci sono bambini, anziani e malati. Pensiamo molto all'estero e facciamo bene ai poveri dell'estero, e io sono d'accordo. Però pensiamo anche ai poveri di casa nostra, per favore. Grazie.